Gli effetti dei contagi della zona gialla e del Super Green Pass sull'economia, ne parliamo oggi a Screenshot insieme all'ospite che è Giovanni D'Apozzo, presidente della Camera di Commercio di Pordenone e Udine, l'ho collegato insieme a noi. Buonasera, anche presidente della Confcommercio regionale. Buonasera, buonasera a voi. Allora, Presidente, cominciamo innanzitutto con i dati attuali di oggi. 483 contagi, 6 decessi, 26 persone, pazienti in terapia intensiva. Un anno fa però il dato era maggiore del 70% ed eravamo anche, possiamo dirlo, in zona rossa sotto Natale con tutti gli effetti che potevano esserci catastrofici sull'economia. Possiamo dire che siamo un po' più ottimisti rispetto a solo un anno fa? Beh, sì, un po' più di ottimismo mi sembra ovvio. Lo scorso anno eravamo da chiusi a semichiusi, quest'anno, diciamo, al di là della zona gialla, che comunque ha delle restrizioni, anche se minime, la possibilità di muoversi da parte delle persone, quindi tutto quello che gravita intorno al mondo del commercio e anche il mondo dell'ospitalità, dei pubblici esercizi, è completamente diverso. Diciamo però che da quando si è cominciato a parlare di un aggravio della situazione sanitaria, della possibilità ancora un mese fa di tornare alle zone colorate e quant'altro, c'è stato indubbiamente un rallentamento, che è un rallentamento io ritengo di natura più psicologica da parte del consumatore nei confronti degli approcci, diciamo, di quelli che sono gli acquisti di beni tradizionali, di beni di consumo normali, che poi nel mese di dicembre vanno un po' a riversarsi anche su quelli che sono gli acquisti natalizi. Quindi, diciamo, indubbiamente la situazione sanitaria decisamente più favorevole rispetto a un Certo. anno fa, meno favorevole a quello che ci aspettavamo subito post vacanze, dove sembrava che il tema della pandemia fosse decisamente meno significativo rispetto ai mesi che abbiamo trascorso sia nel 20 che all'inizio del 21. Questo non è stato, però così è e dobbiamo andare avanti. Nel frattempo comunque il turismo montano è ricominciato, questa è già una buona notizia. L'anno scorso eravamo a febbraio-marzo che pensavamo se potevano aprire gli ultimi giorni e sappiamo quanto è importante il sistema turismo, soprattutto per popolazioni come quella della montagna che hanno sofferto negli ultimi 2 anni. Adesso invece già dall'8 dicembre tutto è ricominciato e speriamo che possa andare avanti. Immaginiamo quanto sia un buon risultato questo, aver portato col Green Pass la gente a sciare. Le chiedo anche se questo Green Pass ha portato dei benefici oppure penso anche agli stessi commercianti, agli stessi ristoratori che devono comunque controllare se questo può essere anche un balzello un po' diciamo odiato perché si trovano a fare controllori loro stessi. Beh, nel mondo del commercio no, non c'è nessun controllo, non si presenta il Green Pass, mentre questo vale nel mondo, diciamo, della ristorazione, degli alberghi e dei pubblici esercizi, ma parlando anche con i ristoratori, che sono quelli, diciamo, che hanno più una frequenza con chi potrebbe avere dei problemi con il Super Green Pass, non hanno riscontrato, diciamo, dei dati significativi dopo l'introduzione di questo. Quindi è un percorso, chi ne è favorevole, chi magari ha delle perplessità e quant'altro, ma è indubbio ritengo un giusto equilibrio fra il percorso vaccinale e nel rispetto chiaramente di una problematica che è estremamente complessa, sia in termini di vaccini, sia in termini di convincere quelli che in buona fede diciamo, non si vogliono vaccinare, è un po' più difficile per quelli che sono, diciamo, di default convinti che i vaccini non servano.
Siamo abituati in questo anno di pandemia, in questi 2 anni quasi di pandemia, ad avere piani A, B e C da parte del governo. Si parla che se dovessero raggiungere a livello nazionale 200 morti al giorno, si parla già di obbligo vaccinale per tutti i lavoratori. Le chiedo se sarebbe favorevole o contrario a questo tipo di soluzione, di ipotesi. Lavoriamo per ipotesi in questo momento. È un tema molto controverso, non solo sotto il profilo, diciamo, scientifico, dove abbiamo pareri molto discordanti, ma anche sotto l'approccio politico. Anche qui abbiamo pareri all'interno delle forze di governo che sono diverse una dall'altra. Tutte le posizioni sono rispettabili. Io ritengo che dopo tutta la confusione che è stata fatta, soprattutto all'interno dei media, da quello che hanno detto gli esperti virologi, che hanno detto tutto il contrario di tutto, la politica a prendere decisioni in assenza di valutazioni scientifiche ben determinate. Direi che tutta questa confusione ha creato anche sconcerto nei confronti della popolazione, ha creato Certo. confusione, questo è capibile. Quindi io sono più per una persuasion di far capire, di convincere le persone che è opportuno vaccinarsi, che abbiamo dei vaccini sicuri. Fra poco entreranno dei vaccini anche di tipo, chiamiamoli tra virgolette, tradizionale, e quindi questo potrebbe essere un motivo anche per rassicurare e per convincere quelli magari un po' più riottosi. Sull'obbligo mi sembra che se ne parli tanto anche a livello europeo, però è un tema molto difficile da affrontare. Senta, le chiedo un po' un giudizio sul governo in quest'ultimo anno, da quando si è insediato Draghi, luce e ombre soprattutto sull'ultima manovra che deve essere varata. Sappiamo che poi in Parlamento le cose potrebbero cambiare, ma mi pare che Draghi sia abbastanza deciso. Si parla di un super emendamento per superare tutti gli altri emendamenti, 6.000 che ce n'erano. Draghi vuole andare avanti per la sua strada, scioperi o non scioperi che ci possono essere, partiti o non partiti che ci sono, che premono. Lei come considera questa manovra, leggendo proprio sulle carte, almeno finora? La prima valutazione positiva del governo Draghi l'abbiamo riscontrata a livello internazionale. E qualche settimana fa ero ex World Dubai e in colloqui bilaterali, diciamo, la credibilità del nostro paese è improvvisamente salita rispetto al passato, ma lo abbiamo visto anche negli indici finanziari di valutazione della nostra sostenibilità del debito pubblico, Fitch, e fra poco avremo anche altri possibili upgrade. Detto questo, la manovra è una manovra complessa, perché poi si inserisce in un momento sì di ripresa con i soldi del Rafforzamento del PNR, sistema dei controlli. ma anche di grande difficoltà su quelli che sono gli aumenti dei costi energetici, di quelli che sono gli aumenti delle bollette, che vanno soprattutto a colpire le famiglie, ma le piccole imprese. Questo indubbiamente non era prevedibile. Gli interventi messi, diciamo, all'interno dei provvedimenti che dovranno essere portati all'attenzione del Parlamento sono significativi ma non sufficienti, soprattutto per quello che riguarda l'aumento dei costi di inflazione delle materie energetiche. Nel modo bene si approva questa modalità del Presidente Draghi e del suo governo di non stare continuamente a mediare su tutto, ma di trarre, dopo aver elaborato delle linee indicative, un percorso. Chi deve governare deve decidere, deve Sì. essere anche libero di prendere decisioni talvolta giuste, talvolta possono essere Certo. criticabili, ma non può essere ogni volta messo in discussione. Oneri e onori, come si suol dire, d'altronde chi decide è lì proprio per poter portare avanti le proprie e avere le proprie responsabilità. Senta, le chiedo, questa potrebbe essere paradossalmente la prima e ultima manovra di Draghi e se vedrebbe bene Draghi al Quirinale. Beh, sono
l'ultimo a entrare nel merito di queste tematiche, lasciamole alla politica, ai partiti politici. Diciamo, come rappresentante dell'economia, noi chiediamo stabilità, crescita, utilizzo in modo corretto dei fondi che verranno spesi in parte a livello centrale, in parte dalla regione, ma in grossa parte anche dai comuni, e ci auguriamo soprattutto che questo paese si avvia a quelle riforme di cui se ne parla tanto, della burocrazia, della giustizia e quant'altro, che sono importantissime soprattutto per attrarre investimenti dall'estero. Mi consente una battuta però, Presidente, se lei ha detto queste sono questioni ovviamente che sono i politici, lei è l'ultimo che può intervenire su questo, però la politica se è lì e Draghi ha fallito fino adesso in questi ultimi 4 anni. Beh, l'ha detto lei, mi sembra un giudizio ampiamente condivisibile. Senta, le chiedo invece sui sindacati, 16 dicembre CGL e CISL, la UIL, scusate perché la CISL si è sfilata, hanno indetto uno sciopero, se lei pensa che sia una mossa giusta in questo momento o sbagliata, tenendo conto che le manifestazioni ovviamente se devono essere fatte vanno fatte ovviamente, però magari in questo momento. Non entro nel merito e non giudico quelli che sono le valutazioni dei rappresentanti, di una parte dei rappresentanti dei lavoratori su questo sciopero. Forse però una riflessione che in questo momento il Paese ha bisogno di unità, ha bisogno di affrontare i problemi, pur giustamente criticando quelli che sono gli aspetti che magari su certe categorie vengono visti con un'attenzione maggiore, ma sciopero generale a ridosso delle feste natalizie, quando il paese si sta appena rialzando, non lo so. Leggo anche che dalle forze politiche, dal centrodestra, comprese quelle di centrosinistra, e dalla gran parte della popolazione, c'è più un atteggiamento critico che non di favore. Allora andiamo in pubblicità, torneremo per gli ultimi 10 minuti, Presidente, e dico anche a voi telespettatori, si parlerà anche, e l'aveva già annunciato lo stesso Presidente della Camera di Commercio, di caro materiale, caro energia, parleremo anche di super bonus, ma parleremo anche di inflazione e poi anche vorremmo sentire un po' dalla voce da Pozzo il ruolo delle Camere di Commercio in tutto questo. Pubblicità. Bentornati a Screenshot, si parla oggi, in quest'ultima puntata della settimana, di economia, gli effetti del Green Pass e dei contagi della zona gialla appunto sui vari settori economici insieme al Presidente della Camera di Commercio Pordenone Udine e Presidente di Confcommercio regionale da Pozzo. Eccoci nuovamente in contatto con lui, avevo annunciato prima della pubblicità di inflazione. Più 6,8% negli Stati Uniti, le do qualche dato, un record che addirittura non si vedeva dai tempi di Reagan, se non sbaglio, più 5,2% in Germania, più 3,8% in Italia. Questo può essere veramente il vero problema nel 2022? Le caratteristiche dell'inflazione negli Stati Uniti sono diverse da quelle del nostro paese. Gli Stati Uniti hanno un'inflazione per aumenti dei prezzi delle materie prime, ma anche per aumenti del costo del lavoro, e quindi è un loop che ha portato improvvisamente a un 6-7% che era inaspettabile. Ma veniamo da noi abbiamo un'inflazione che è molto più bassa, è indubbio che la componente energetica ha un'incidenza elevatissima, perché la componente energetica viene inserita come costo all'interno delle aziende, ma è anche un costo importante all'interno dei bilanci familiari. Dopodiché ci sono tutta una serie di aumenti in alcuni settori dovuti in parte alla mancanza di materie prime, che quindi hanno fatto salire, pensiamo a tutto il settore dell'edilizia, anche con gli ecobonus e quant'altro, ha fatto sì che i materiali dell'edilizia, oltre che essere aumentati, molte volte siano di difficile
reperimento. Qui i giudizi sono vari, nessuno ha la sfera magica. C'è chi parla di un'inflazione che dovrebbe essere riassorbita nell'arco del breve e medio termine, quindi nell'arco di un anno o due. C'è chi invece dice che questo è un percorso di crescita inflattiva, quindi siamo in una situazione molto complessa, molto difficile da descrivere, anche perché è legata a dei fattori di cui non conosciamo lo sviluppo, soprattutto quello pandemico. Tutti quanti ci auguriamo di essere alla fine, però se alla fine non siamo, questo ha un'incidenza forte chiaramente sulle componenti economiche. Personalmente io penso che dopo un anno di fermo, di stagnazione e con una domanda così forte, ripartita con richieste su materie prime, ma anche sugli stock dei magazzini di molti settori manifatturieri non c'erano scorte adeguate, questo sia una logica capibile. Al netto delle materie prime energetiche, io penso che ci sarà un riassorbimento di un ritorno a ribasso dei prezzi, soprattutto di alcuni beni al consumo. Discorso a parte da fare su tutto il settore legato alla casa, alle ristrutturazioni, perché è indubbio, e questo lo vediamo facilmente, che ha comportato improvvisamente a un rialzo sostenuto dei costi di ristrutturazione, cappotti e tutto Certo. quello che sappiamo. Senta, le faccio due domande a bruciapelo. La prima, sì o no al super bonus senza l'ISEE 25.000 euro, che in questo momento sta dannando anche alcuni nostri telespettatori che spesso ci fanno domande come se noi fossimo al governo e ci chiedono se lo toglieranno o meno questo ISEE. Le chiedo sì o no questo super bonus? Ma il super bonus è indubbio che ha creato un volano nel settore delle costruzioni. Il settore delle costruzioni è importantissimo perché ci sono le costruzioni, ci sono i mobili, ci sono il rinnovamento energetico, il rinnovamento idraulico in una casa, in un edificio, e quindi sono importanti. Che il 110 sia è più che un aiuto, è un regalo estremamente significativo, è un dato di fatto. È chiaro che questo ha un costo a livello di bilancio governativo. Abbiamo visto che ci sono stati anche dei fatti molto brutti legati a delle truffe, delle speculazioni, e sicuramente io mi auspico che chi sia da parte degli imprenditori sia da parte dei proprietari ci sia una grande attenzione, perché è indubbio che ci saranno ed è giusto che ci siano dei controlli. I prezzi sono legati a dei tariffari, quindi ci devono essere dei criteri di mercato. Vedremo quanto durerà. Io penso che il 110 nell'arco di un anno potrebbe andare a esaurirsi, poi sicuramente rimarranno dei bonus magari meno importanti ma significativi per quelle che sono le ristrutturazioni o anche il risparmio energetico e quant'altro. Oggi c'era un fatto di cronaca e passo subito all'altra domanda a bruciapelo che riguardava una donna che è stata denunciata dalla Guardia di Finanza di Pordenone perché aveva percepito a reddito di cittadinanza circa 15.000 euro negli ultimi 2 anni, quando poi si è scoperto in verità che possedeva una barca a vela, 150.000 euro in un conto austriaco. Le chiedo sì o no reddito di cittadinanza? Il reddito di cittadinanza, come ha detto il Presidente Draghi, quando non viene abusato, ma viene utilizzato da persone che in effetti sono in stato di indigenza, è importante, perché teniamo presente che soprattutto il post pandemia ha fatto aumentare il numero, diciamo, delle persone indigenti. Certo che va controllato, va dato con dei criteri indubbiamente selettivi, va dato, ma fare in modo che chi lo percepisce appena riceve una proposta di lavoro
lo accetti o se no lo perde, perché il reddito di cittadinanza serve per avere un periodo di aiuto prima di trovare un lavoro. Bene fanno gli organi di controllo, e particolarmente la Guardia di Finanza, ad andare a cercare tutte quelle che sono gli abusi, quelle che sono le forme di elusione di un provvedimento che è nato per aiutare la povera gente e non per arricchire chi non ne ha bisogno. Le chiedo anche un altro tema importante, quello della carenza del personale specializzato nelle aziende. Le università possono bastare così come sono adesso o bisogna spingere di più sugli ITS? Quello che il mercato chiede adesso, sia nel settore manifatturiero che nel settore turistico, sono figure intermedie fra diciamo, i diplomati ed i laureati. Gli ITS sono l'inquadramento corretto, quindi una formazione aggiuntiva dopo le scuole secondarie, per far sì che un ragazzo, un giovane entri in un'industria, entri in un albergo, entri in un ristorante con un bagaglio di formazione maggiore. Bisognerebbe far sì che questi ITS si sviluppassero. Non capisco perché sotto il profilo politico si tende un po' ad avere paura in una dilatazione, diciamo, di questo tipo di formazione. Gli ITS sono la vera soluzione ad una carenza di figure tecnico-professionali che, ripeto, si collocano a metà fra la formazione di tipo scolastico tradizionale e l'università. Mi chiedo se il Friuli Venezia Giulia a questo proposito può diventare giocarsi questo ruolo importante con gli ITS, la stessa provincia di Udine e di Pordenone. Sì, noi stiamo cercando con mille difficoltà e non capisco perché. Il mondo dell'imprenditoria è d'accordo, abbiamo un sito che si presterebbe benissimo come quello dell'Ente Fiera, dove potremmo creare veramente un campus per far sì che ci siano degli ITS di più settori, quindi dai settori della meccanica, all'ICT, al settore turistico, per formare dei ragazzi che troverebbero immediatamente posto perché la richiesta c'è. Ci sono sempre mille difficoltà, è veramente inconcepibile, e non riesco a capire invece perché di creare un percorso agevolato, una superstrada per far sì che queste iniziative partano, ci sono sempre se, ma, dubbi e quant'altro. Presidente, le faccio l'ultima domanda sul ruolo che può giocarsi invece le Camere di Commercio, ma anche Confcommercio, visto che è anche Presidente dei commercianti, nel prossimo futuro, in questo 2022 che verrà. Le situazioni di categoria rappresentano i compiti intermedi dell'economia. La Camera di Commercio è l'ente pubblico che si raccorda con le istituzioni, diciamo, politiche, in particolar modo noi con la Regione, e a livello centrale con lo Stato per quelli che sono i registri digitalizzati e quant'altro. Sono delle opportunità che vengono messe a disposizione, in questo caso degli imprenditori, e devono essere utilizzati. È indubbio che in questo cambiamento epocale e così accelerato deve cambiare tutto, compresa anche la mentalità delle forme di aggregazione intermedie. Questo vale per le associazioni di categoria, vale per i sindacati di cui parlavamo prima, vale per gli enti camerali, vale per tutti gli enti strumentali pubblici, da quelli nazionali a quelli regionali. Noi stiamo facendo un grosso lavoro per conto della Regione su moltissime funzioni dedicate. L'ultima è una sciocchezza, però per un territorio come il nostro, dove io vivo, quello dei ristori delle ex cooperative, sia Carnica che operaie per quello che riguarda Trieste, ma questo è solo un esempio dell'ultima cosa arrivata, ma abbiamo tantissime funzioni delegate. Abbiamo delle peculiarità in termini di skill di persone che ci lavorano. Ecco, l'importante è che si lavori in un sistema d'insieme e che ognuno non corra per conto suo. Io la ringrazio Presidente per essere stato ospite della nostra trasmissione, le faccio in bocca al lupo e le auguro una buona serata. Grazie, grazie a voi e buona serata a tutti quanti. Grazie.
Buona serata anche a tutti voi telespettatori, noi ci vediamo con Screenshot la prossima settimana a cominciare da mercoledì. Grazie, arrivederci.